Non ce l'ha fatta, il suo fisico duramente provato dalla lotta contro un tumore non è riuscito a superare l'influenza. È morta così all'ospedale di Conegliano una donna di 50 anni ricoverata da giorni nel reparto di terapia intensiva dopo essere stata contagiata dal virus influenzale. È la terza vittima dell'influenza nella Marca di quest'inverno, l'11ª in Veneto, e se il picco dell'epidemia è stato raggiunto la scorsa settimana, non è detto che il peggio sia passato. L'influenza di tipo B, infatti, deve ancora arrivare ed il timore è che se questo ceppo dovesse diffondersi si potrebbe verificare un secondo picco dell'epidemia. Al momento, comunque, a far paura è soprattutto il virus AH1N1, il cosiddetto virus della suina che tante vittime causò nella pandemia del 2009. Nel territorio dell'ULSS 2 della Marca ci sono diverse persone tuttora ricoverate in condizioni gravi nelle rianimazioni degli ospedali trevigiani a causa delle complicanze dell'influenza.